La Giunta regionale questa mattina ha deliberato l'approvazione definitiva delle linee guida e il finanziamento delle aziende sanitarie. Quindi complessivamente siamo in grado di dire che le risorse messe a disposizione delle aziende si allineano con qualche valore superiore al consuntivo del 2018, quindi vuol dire che le aziende avranno addirittura più, insomma, possiamo dire sostanzialmente le stesse risorse del consuntivo 2018, che è il frutto di una manovra di assestamento di bilancio che abbiamo fatto nel corso dello scorso anno, che ha aggiunto al sistema 80 milioni in più. Quindi il valore complessivo delle aziende più o meno si attesta sui consuntivi dello scorso anno. L'unica azienda alla quale abbiamo deciso di destinare maggiori risorse è l'azienda di Pordenone, in un lavoro anche di riconoscimento rispetto all'andamento delle altre aziende. L'altro aspetto che mi sembra molto importante è che, a differenza del 2017, quando le aziende erano in perdita, in particolare le due aziende più grandi, quella di Trieste e quella di Udine, erano in perdita e complessivamente stimavano una perdita intorno ai 13 milioni di euro, la manovra del 2018 molto probabilmente ci consentirà di avere il sistema inutile e di conseguenza, essendo inutile, sarà possibile montare il fondo dell'1% dei salari per il personale, quindi consentire il riconoscimento delle premialità a tutto il personale, a differenza di quello che è avvenuto lo scorso anno a causa della perdita delle aziende del 2017. Quindi mi sembrano due segnali importanti. Risorse confermate, aumento per Pordenone e soprattutto la premialità riconosciuta a fine anno, anche la disponibilità per le premialità a tutto il personale a questo punto.